Ben ritrovati su Almana TV, stasera ci troviamo in piazza Umberto I, 13 dicembre, ci sono le Donatella in piazza, le abbiamo intervistate e questo è quello che ci hanno raccontato. Allora, ci troviamo stasera con le Donatella, prima volta alla Maddalena? Prima volta, io sono venuta anni fa, ma ecco, prima volta con mia sorella. Stasera come si prospetta secondo voi? Che tipo di serata vi aspettate? Allora, innanzitutto tantissime ragazze ci hanno scritto che ci venivano a sentire, quindi la prima cosa è ritrovare il pubblico sardo che adoriamo la terra, ma adoriamo anche tantissimo voi sardi che ci fate un sacco ridere, perché avete tra la cadenza, tra l'accento, che a me è uno degli accenti più divertenti, e poi avete uno spirito molto accogliente con tutte le persone che arrivano, quindi è davvero un piacere essere qui. Ci divertiremo con un DJ set, no Silvietta? Assolutamente sì. Praticamente sono tutti abituati a vederci dopo la mezzanotte, oggi prima di cena, quindi diciamo che ci stiamo adattando anche al pre-serata, al pre-cena, no, siamo molto contente davvero. Voi siete due sorelle, com'è lavorare come sorelle? Ma noi siamo sempre state molto unite, diciamo che è nato tutto molto naturalmente, non ci siamo organizzate per questo, avevamo un po' due indirizzi diversi e poi il destino ci ha unite lavorativamente parlando, chiaramente, perché come sorelle siamo sempre state super mega legatissime, quindi diciamo che secondo me è una forza in più, riusciamo a confrontarci molto, a darci anche molto supporto e soprattutto grande forza. Voi siete delle artiste a tutto tondo, avete lavorato anche in televisione, avete fatto spettacolo. In quale altro ambito potremo vedervi un giorno? Ma allora, noi amiamo molto la radio, quindi ci piacerebbe avere un programma radio, come posso dire, esserci, partecipare, esserci. E quindi sì, diciamo che la radio è quel tassello che ci manca e desideriamo molto. Però aggiungo, è una promessa, poi ci rivediamo anche col caldo, perché non diciamolo a tutti, fuori ci saranno 2 gradi, quindi ecco, ci vediamo anche Sardegna d'estate. è bellissima, ma noi torneremo veramente, perché è il posto per me più bello al mondo quest'estate. Grazie mille. È un arrivederci. Ciao ragazzi. Ciao.